quindi non è un problema. Allora, ci presentiamo. Saluti a tutti e a todas, grazie per essere in noi. Io mi chiamo Ivan Monni, scrivo su Indipendente e ogni sabato mattina faccio imprenta la rassegna stampa dalla Colonia. Allora, un avviso importante: stiamo registrando l'incontro per permettere la visione indifferita su YouTube nel canale di Assemblea Nazionale Sarda. Innanzitutto ringrazio Ninni Tedesco, Sara Corona, Federica Pau, Cristiano Sabino e Omar Onnis per essere qui oggi con noi, e ringrazio Paolo Dascanio per la parte tecnica e tutti gli spettatori per essere presenti. Per chi non ci conoscesse, Indipendente è un mezzo di informazione di ANS aperto ai contributi di tutti. ANS, cioè l'Assemblea Nazionale Sarda, è un'associazione culturale, democratica, apartitica, plurale, aperta a chiunque voglia contribuire al processo di costruzione della coscienza nazionale sarda. Per statuto non diventerà mai un partito. L'evento di oggi si chiama Aspettando Faulas e anticipa il festival del 5-6 ottobre, ormai alla terza edizione. Se volete potete andare a vedere nella pagina assembleasarda.org/Faulas. E che cos'è Faulas? È un festival dal format moderno che ha l'obiettivo di smontare i luoghi comuni sui sardi e sulla Sardegna, che ci diciamo sempre, ci ripetiamo, e che non servono a nulla se non a metterci dei limiti. Quindi ne conosciamo a decine, da Centugoncas, Centuberritas, ai sardi non si capiscono da nord a sud, i sardi non sono imprenditori per natura, la vera Sardegna è il centro, roba del genere, oppure da soli non ce la facciamo. Ci siamo mai chiesti se sono veri oppure sono faulas, appunto? No, sono dei limiti che ci mettiamo. Quindi il 5 e il 6 ottobre a Odristano ci saranno diversi ospiti che cercheranno di smontare quelli che altro non sono che dei luoghi comuni. Quello di oggi sarà solo un piccolo anticipo. Parleremo di speculazione coloniale energetica oppure servitù coloniali, chiamatele come volete, su cui circolano parecchie faulas. Io ne ho contato diverse. Per esempio, i sardi sono contro la transizione energetica, quando i comitati hanno specificato in 1000 modi possibili che non si pone in discussione la transizione energetica, ma il modo con cui è stata portata avanti. E viene declinata a volte in modo peggiorativo, con i sardi sono contro le rinnovabili, oppure i sardi sono quelli che inquinano di più in Italia. Tecnicamente è vera questa cosa, però il fatto è che ci mettono in conto anche la produzione che va per l'export. Quindi da una parte ci inquiniamo per fornire l'energia all'Italia, il famoso 40% in più di energia che esportiamo, e dall'altra poi ci dicono che inquiniamo. Questa è una vaula. Ma ora passiamo agli ospiti. Ninni, presenta pure tu. Certo, grazie Ivan, un saluto a tutte e a tutti, grazie di questa opportunità. Sia io che Ivan facciamo parte della redazione di Indipendente, che insomma ormai va verso il suo 4º anno di attività, non è nuova a questo genere di incontri, dibattiti online in cui si affrontano temi che sono sempre molto pressanti e molto forti nella nostra terra. Abbiamo invitato 4 relatori, 2 relatori e 2 relatrici, che appartengono tra l'altro tutti alla collettanea Filosofia de Logu, che appunto è un collettivo che si occupa di divulgazione di filosofia nelle sue varie articolazioni, e che si accingono insomma a presentare proprio in Sardegna nei prossimi giorni il 2º numero della rivista, che ha come titolo Logu e Logos. Quindi anche abbastanza, come dire, attinente al tema che trattiamo oggi, e infatti conterrà degli articoli che saranno proprio relativi al tema della transizione energetica, di questa grande faula della transizione energetica. Li presento in ordine di intervento. Omar Onnis, quindi, che fa parte della redazione anche di Indipendente, oltre che di Filosofia de Logu, saggista e scrittore piuttosto noto, insomma molto noto in Sardegna anche per i suoi lavori storici. Poi Federica Pau, docente di filosofia e di teoria della percezione e psicologia della forma presso l'Istituto Superiore di Design, l'Istituto Europeo di Design, anche lei appunto di Filosofia de Logu. Poi Sara Corona,
Non so se l'ordine sarà questo, perdonatemi, ma comunque sicuramente questi sono i relatori e le relatrici. Sara Corona, divulgatrice, laureata in archeologia con specializzazione sull'uso politico del patrimonio appunto archeologico. E Cristiano Sabino, docente di filosofia, saggista, che fa parte della redazione di Indipendente, tra l'altro, e di filosofia di Logo. Quindi direi di cominciare, questo incontro sarà organizzato con delle domande che porremo noi per primi ai relatori, e alla fine di questi interventi, che dureranno circa 10 minuti ciascuno, ci sarà poi un momento di dibattito in cui anche chi assiste a questo evento potrà appunto intervenire ponendo delle domande ai nostri ospiti. Grazie, quindi Ivan, ti rilascio, ti ridò la parola per cominciare con la tua intervista a Omar Ornis. Non si sente. Microfono. Ivan, non si sente? Sì, scusate, stavo dicendo proprio di spegnere i microfoni e non avevo riattivato il mio. Allora, una cortesia, se chi è entrato può mettere in muto l'audio per evitare rumori esterni. Faccio una domanda a Omar su uno stereotipo. Allora, i sardi sono pocos, locos y malos unidos, oppure sono, nella versione sarda, centugoncas e centus berritas. Oggi abbiamo avuto un evento chiamato proprio all'unità da parte di Bachisio Bandinu. In realtà l'unità è già insito nell'obiettivo, il movimento è diventato molto grande, quindi non ci può essere non può essere un monolite. Ti chiedo, Omar, tu sei uno storico, nella storia ci sono state esempi di rivolte o rivoluzioni in cui i ribelli si sono divisi? Cioè è una cosa solo sarda, è una cosa fisiologica di tutti i popoli, di tutte le rivolte? Grazie Ivan, saluti a tutti. Allora, la domanda in realtà è abbastanza vasta come tema, perché tocca diversi aspetti. Faccio, come dire, come premessa, dico una cosa su questo evento di oggi, la chiamata all'unità fatta da Bachisio Bandinu. Secondo me c'è un'esigenza che emerge da questo appello accorato di Bachisio Bandinu, e anche una necessità effettiva a cui intende rispondere. Magari c'è un equivoco di fondo, che è quello appunto su cui adesso proverò a dire qualcosa rispondendo alla tua domanda. Cosa vuol dire unità? È una lotta di popolo che deve essere fatta da tutte le componenti della popolazione sarda? In un certo senso sì, ma la popolazione sarda al suo interno è molto eterogenea, come tutte le popolazioni umane, cioè non è un monolite e non è un'entità neanche astratta, è un'entità viva, vitale, con all'interno un sacco di articolazioni di tipo sociale, culturale, con differenze anagrafiche, con differenze tra grandi città e centri minori, tra aree costiere e aree interne. Quindi parlare di unità in termini così astratti, bisognerebbe, diciamo, essere un po' più chiari su che cosa si intende. Io penso che l'intento di Bacchis Bandinu fosse quello di sollecitare una presa di coscienza generalizzata e soprattutto di richiamare la politica istituzionale a unirsi a questa grande mobilitazione popolare, non come controparte, ma come fattore istituzionale che in qualche modo faccia da interfaccia tra le sensibilità che sono emerse dalla nostra comunità e poi appunto il livello istituzionale, e quindi verso la controparte effettiva che in realtà è lo Stato italiano. Se la politica istituzionale sarda vorrà assumere questo ruolo, andrà benissimo, perché noi sappiamo che comunque è il livello istituzionale che poi sceglie, decide, formalizza anche le decisioni, e sono quelle che poi hanno vigore. Se non si assumerà questo ruolo o considererà le mobilitazioni popolari come una controparte da provare a sedare in qualche modo o da eludere, e lì quello sarà un fallimento politico.
Il discorso del centu concas, centu berritas, pocos locos imal unidos, eccetera, eccetera, viene sempre rispolverato, anche in questi giorni, è una cosa che si legge in vari commenti, ed è chiaramente un mito, est una favola, e di quelle persistenti. Intanto è un mito tossico, in generale, nel senso che non è vero. Non è vero che noi siamo sempre stati considerati divisi o comunque non più di tante altre popolazioni. Pensiamo, che ne so, solo per rimanere all'ambito italiano, pensiamo ai toscani che si odiano uno con l'altro in modo molto, molto cordiale, aperto e senza tante remore. Ma se voi prendete una qualsiasi popolazione europea, in ogni cultura europea c'è un detto su qualche popolazione che la considera la più divisa al proprio interno di tutte quante, tipo che ne so, gli scozzesi o che quindi queste son mitologie che esistono. Noi l'abbiamo interiorizzata, la usiamo come fattore deresponsabilizzante. Siamo divisi, quindi non siamo in grado di fare ma non è vero. Non è vero nella circostanza presente, non è vero storicamente, e poi bisogna capirsi cosa vuol dire dividersi. Tutte le mobilitazioni popolari, tutte le grandi, rivolte, tutte le grandi prese di parola, di una collettività, quantitativamente consistente, sono sempre state eterogenee. Voi pensate alle rivolte contadine del '500, ma pensate alla Rivoluzione francese. Erano tutti unanimi, avevano tutti gli stessi obiettivi? No, c'erano delle divisioni enormi, inevitabili, perché la Rivoluzione francese, esattamente come la Rivoluzione sarda, inizia come quasi un atto di restaurazione. Contro l'assolutismo monarchico si volevano ripristinare le prerogative dei cosiddetti stati, cioè delle rappresentanze sociali, no, dei vari ceti sociali. Poi è diventata la rivoluzione francese, cioè il momento in cui finisce, l'età moderna, chiamiamola l'Ancien Régime, そいつはどうかな。 il 貴様か。 Scusate, okay. C'è un'interferenza fastidiosa, non so se l'abbiate vista anche voi. Sì, confermo, è partita qualcosa di... Va bene. No, dicevo, in realtà tutte le grandi anche le grandi rivoluzioni, quelle che si studiano nei libri di scuola, sono sempre state eterogenee, ma è inevitabile. Negli ultimi 200 anni la Sardegna ha conosciuto periodiche mobilitazioni popolari, a volte di massa. Questa non è la prima, assolutamente no. Ce ne sono state tantissime, ma molto consistenti. Sono poco studiate, perché son sempre state considerate come degli accidenti storici un po' accessori, diciamo così, che non fanno parte proprio della vera storia, degli episodi non ben definiti, ma sono tante e ripeto, spesso erano fenomeni di massa. Cosa volevano? Quali erano le domande, a cui cercavano risposta? Quali erano le necessità che esprimevano? Su questo sappiamo poco e spesso lo sappiamo male. Perché è avvenuto sistematicamente quello che sta avvenendo anche per questa mobilitazione. Cioè, più che cercare di capirne le ragioni, più che cercare di, ehm, capire perché c'è stata questa adesione così massiccia, tra l'altro, su una piattaforma anche, come dire, un po' debole di per sé, cioè una proposta di legge di iniziativa popolare. Non son quelle cose che infiammano gli animi di solito, eppure in questa circostanza li ha infiammati. Come mai? Bisognerebbe chiedersi il perché. Vuol dire che ci son delle ragioni di fondo, profonde, magari stratificate nel tempo, a cui questa situazione ha dato la stura. E allora bisogna capire perché se c'è stato quest'accumulo anche di rabbia. Ehm, Se non si fa questo lavoro e si continuano a usare stereotipi per interpretare i fatti, anche i nostri contemporanei, oltre a quelli del passato, ovviamente non li si capisce e non capendoli non si è forse neanche in grado di politicizzarli, come invece sarebbe necessario, perché la gran parte delle mobilitazioni popolari degli ultimi 2 secoli
sono fallite perché non sono state adeguatamente politicizzate, a volte sono state tradite, e non perché fossero divise al loro interno, ma perché non hanno espresso una leadership compatta e consapevole, oppure è la leadership stessa che le ha tradite. Quindi su questo bisognerebbe interrogarsi e bisognerebbe imparare dalla storia anche a interpretare il nostro presente. Io penso che la mobilitazione di questi giorni vada seguita, accompagnata, studiata, molti di noi partecipano attivamente, come è giusto che sia, non va stigmatizzata in quanto tale, non ne vanno stigmatizzate le domande, perché le domande sono sacrosante, sono legittime, e bisogna continuare invece a far emergere i veri nodi che stanno alla base di questo fenomeno di massa dei nostri giorni. Grazie Omar. Farei una domanda adesso a Sara, che è laureata in archeologia, studiosa di archeologia, ma anche divulgatrice. E mi ha incuriosito molto questa tua specializzazione sull'uso politico del patrimonio. E vorrei un po' approfondire questo a proposito di una faula sulla quale tu sei intervenuta di recente in una polemica col ministro italiano Tajani, sul fatto che appunto la transizione energetica è quasi una necessità per tutelare proprio il patrimonio architettonico, artistico, culturale, paesaggistico della Sardegna, che, come accennava prima Ivan, è una terra altamente inquinata, dato tra l'altro veramente che si può facilmente smontare analizzando un po' i contenuti di questi titoloni d'assalto. E quindi vorrei chiederti appunto all'interno di questa faula che cosa ha scatenato questo tuo desiderio di rispondere anche alla provocazione, perché io la chiamerei così, di Tajani, e quindi che come vedi questa faula che nasconde dietro un assalto eolico di proporzioni veramente inconcepibili, esagerate, insomma titaniche, che cosa si nasconde? Grazie Nini. Allora, per chi non lo sapesse, faccio un attimo un recap di che cosa ha detto Tajani sulla questione. Tajani è stato intervistato dicendo che la mobilitazione dei sardi era sacrosanta, perlomeno in relazione alla raccolta delle firme per la Pratobello, e che sarebbe stato necessario individuare delle aree in cui costruire questi impianti che fossero lontane dalle aree turistiche praticamente. Cioè lui ha detto bisognerebbe individuare delle aree a largo dalla costa che non siano visibili dalla terraferma e delle aree lontano dalle coste, nell'entroterra, ci ha detto proprio così, per rispetto nei confronti dei turisti. Quindi, oltre al fatto che una cosa del genere fa molto arrabbiare chiunque non sia solo ed esclusivamente un turista in Sardegna, o perlomeno anche i turisti che vengono in Sardegna in modo responsabile, diciamo, perché in Sardegna non ci sono solo i turisti, ci vivono le sarde, i sardi e tante altre persone tutto l'anno, quindi è già fa molto incazzare sentir dire queste cose da un politico, però per quanto mi riguarda, secondo me la cosa più rilevante di questo discorso è che mostra una delle faulas più grosse che sono state dette sulla mobilitazione sarda contro la speculazione energetica, e cioè che l'impatto principale degli impianti di produzione di energia rinnovabile, sia eolico che fotovoltaico, è prevalentemente un impatto estetico sul paesaggio. Evidentemente l'impatto visivo è, forse anche in modo più intuitivo, un aspetto, no, della realizzazione e messa in funzione anche di questi impianti che preoccupa la popolazione che si è mobilitata contro legittimamente. È un aspetto e sicuramente questa preoccupazione ha una sua dignità, però attenzione a non fraintenderla. Nel senso, non è che i sardi sono, passatemi il termine, stronzi perché si preoccupano dell'aspetto del proprio territorio quando il mondo intero va in fiamme. Anche perché a questo punto, se si tratta di una questione meramente estetica, tutto si potrebbe ridurre a un dibattito tra chi pensa che gli impianti siano belli e chi li trova brutti, no? E in questo modo sono concepibili storture come il progetto di non ricordo più quale azienda del settore, mi sembra a Terna, di realizzare dei percorsi turistici dentro i parchi eolici, non so se ne avete sentito parlare,
trattando le paleoliche, insomma, non come un'alterità rispetto al paesaggio, ma come un elemento peculiare dello stesso, emozionante, emotivo, evocativo, qualcosa che aggiunge, no, al paesaggio. E in realtà questa roba qui non è neppure niente di nuovo o di strano nel panorama della speculazione energetica, nel senso che ci sono studi accademici, senza andare troppo lontano, in Catalogna, che è qua dietro, che hanno già osservato questa pratica molto diffusa da parte delle multinazionali, quella di descrivere il territorio in cui vogliono realizzare gli impianti come privo di valore di per sé e dunque come un luogo a cui è necessario aggiungere, no, quel valore per mezzo di mega impianti. E ovviamente si parla di valore economico. Ecco, in questo caso, manipolando a piacimento la questione dell'estetica, si può arrivare a dire che gli impianti aggiungono esteticamente al paesaggio. Se non bellezza, aggiungono comunque un qualcosa in più che poi può essere spendibile nel mercato turistico. Quindi questa narrazione secondo cui il problema di mega impianti è che sono brutti e rovinano il paesaggio va presa, messa sul tavolo insieme a tutte le altre istanze del movimento, perché sono istanze serie e non possono essere sminuite come un capriccio tra brutto e bello, no? Innanzitutto l'impatto visivo degli impianti, adesso parliamo prevalentemente di eolico, non è una questione meramente estetica. L'impatto su un paesaggio deve essere valutato in modo più complesso, nel senso che l'aspetto di un paesaggio non è mai una questione meramente estetica e questa è una cosa, tra l'altro, piuttosto chiara anche in alcuni strumenti legislativi che esistono, no? Cioè, mi è capitato spesso di sentire dire sulla mobilitazione sarda che la tutela del paesaggio non dovrebbe sovrastare quella dell'ambiente. Eppure le norme in materia ambientale che disciplinano la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, che è la valutazione attraverso cui i progetti devono passare per poter essere approvati, queste norme stabiliscono che con impatto ambientale, quindi impatto sull'ambiente, chiaramente, intendiamo qualunque alterazione del sistema di relazioni tra gli elementi fisici, chimici, naturalistici, climatici, poi attenzione, si parla anche di elementi antropici, architettonici, culturali, economici e paesaggistici di un luogo. E cosa ci dice questo? Ci dice innanzitutto che quando parliamo di ambiente o di danno, e quindi di danno all'ambiente, no? Non intendiamo solo la natura, ma tutto ciò che costituisce quel luogo, e quindi tanto la sua fauna e flora e altri fattori naturali, quanto il paesaggio, cioè la percezione prevalentemente visiva che ne ricaviamo noi in quanto esseri umani, quanto, badate bene, anche gli elementi antropici e culturali di un luogo. Quindi vuol dire la tutela delle popolazioni umane che abitano quel luogo. Cioè, le popolazioni umane che abitano i luoghi sono da tutelare quando si progetta una trasformazione del luogo, tanto più quando si parla di mega impianti che nel caso dell'eolico raggiungono i 200 metri di altezza e i 30 per 40 metri quadri di base di cemento armato di profondità nel sottosuolo. Quindi il paesaggio della Sardegna, per i sardi, ecco, proprio per le popolazioni che ci vivono, per i sardi e per chi ci vive, non è una questione meramente estetica, è una questione identitaria. Diversi studi recenti hanno dimostrato che il territorio sardo, il pensiero del nostro territorio, il senso di appartenenza ad esso e di orgoglio in esso sono il fattore più importante, l'elemento più importante dell'identità sarda, più importante della lingua, più importante della cucina, delle tradizioni, dei legami familiari, sono un elemento importantissimo della nostra identità. E evidentemente un'alterazione del paesaggio intacca anche, è percepita anche come un danno all'identità sarda. Tra l'altro che è vissuto con un senso storico di espropriazione, cioè un senso storico di espropriazione dell'identità sarda per mezzo di quello che è un fenomeno storico di saccheggio delle risorse, di esportazione delle risorse sarde. Quindi questo è un elemento che quando parliamo di impatto visivo non stiamo parlando soltanto di impatto estetico, ma stiamo parlando anche di impatto culturale, stiamo parlando anche di danno culturale. E poi l'altro fattore che paradossalmente è passato sotto silenzio, nonostante sia centrale, no, nelle mobilitazioni del movimento, è che l'impatto degli impianti supera di gran lunga la questione della visibilità. Cioè si tratta di un conflitto di autorità riguardo alle scelte d'uso del territorio. Cioè i sardi stanno di fatto combattendo contro le istituzioni per avere il diritto a decidere rispetto agli usi del proprio territorio.
Quindi tutto è meno che una questione meramente estetica e direi che questo è molto importante da sottolineare. Grazie Sara, tutto estremamente interessante, tra l'altro condivisibile. Se Ivan è d'accordo, io passerei a intervistare Federica, visto che questo intervento di Sara è molto collegato, insomma, a quello che concerne le competenze anche di Federica in materia di studi e di formazione. Certo, solo una cosa, allora, visto che Cassandra ha alzato la mano, quindi lascerei però alla fine tutte le domande. Quindi eventualmente se volete già scriverle nella chat, potete fare anche così e poi magari rispondiamo dopo, altrimenti se vuoi parlare parliamo dopo. Ok, facciamo alla fine gli interventi. Comunque chi vuole prenotarsi alzi pure la mano, io prendo appunti e vi richiamerò. Ecco, Federica Pau, credo che Sara ci abbia dato moltissimi stimoli, veramente molti spunti su cui riflettere e sul quale sicuramente siamo tutti molto d'accordo. Una faula che tra l'altro anche questa è stata accennata nell'introduzione da Ivan è che quindi i sardi sono contro la transizione energetica, no? Questa frase, questo modo di dire ricorre molto in certa stampa, soprattutto insomma in Italia, perché insomma la Sardegna deve dare il suo contributo allo sviluppo, al progresso del paese, eccetera, eccetera. Quindi io chiedo a te, facendo anche magari qualche riferimento all'intervento di Sara, Assolutamente. perché mi interessava molto questo aspetto, ad esempio, dell'identità e dell'alterazione del sistema di relazioni, che è molto complesso e molto articolato. I sardi, la domanda è ovviamente un po' banale, ma credo che da qui dobbiamo partire, sono contro la transizione energetica? Anche se la risposta di Platobello, come diceva anche Orman, è stata molto forte, però a livello italiano questa è la narrazione molto diffusa. Allora, chiaramente questo è un luogo comune e appunto basterebbe leggere la Pratobello per capire che i sardi sono contro la speculazione energetica, e però diciamo bisognerebbe capire qual è anche l'utilizzo delle parole che la politica italiana fa e ha fatto storicamente, diciamo a partire dall'avvento appunto della Repubblica riguardo a paesaggio e ambiente, perché noi stessi diciamo che stiamo parlando adesso di questa questione, molto spesso stiamo ricadendo nelle insidie che loro, nelle trappole che loro ci hanno, diciamo, ci hanno messo sulla strada. Quando ho pensato a cosa avrei detto qui stasera, non avevo pensato, diciamo, a un intervento di Sara che mi avrebbe offerto il testimone. In realtà la questione del paesaggio e della visione estetica del paesaggio è molto più complessa, perché è la riduzione del paesaggio al mero dato estetico che è voluta appunto dall'agenda politica italiana. Mi spiego meglio. Allora, se noi andiamo a vedere il testo della Convenzione Europea del Paesaggio, l'articolo 1 è chiaro, dice questo: per paesaggio si intende quella porzione di territorio per come viene percepita dalle popolazioni che vi abitano. E i paesaggi sono non solo quelli di straordinaria bellezza, che devo trattare con lo strumento della tutela, ma anche quelli ordinari della vita quotidiana, che devo trattare con lo strumento della gestione. O quelli degradati, per i quali diciamo si utilizzano altri strumenti, la pianificazione. Chi sono i protagonisti di questi processi? La popolazione di cui abbiamo parlato prima, cioè quella che abita quella porzione di territorio. Quando ci si riferisce al paesaggio, ci si riferisce sempre a un paesaggio culturale nel quale la popolazione si identifica. Quindi
senza andare al parco eolico di Nulvi-Ploaghe, dove appunto è in causa un paesaggio di straordinaria bellezza, con elementi importanti sia dal punto di vista archeologico sia dal punto di vista storico-artistico. Parliamo dei paesaggi della Marmilla, anche perché le popolazioni della Marmilla sono in prima linea in questa battaglia. Allora, per me è un paesaggio di straordinaria bellezza, ma per loro è lo sfondo della loro quotidianità, ok? Ed è, diciamo, questo che viene a mancare, la consapevolezza che il concetto di paesaggio sia l'unione di natura e cultura. Allora, nella misura in cui il paesaggio viene attaccato in questo modo, anche il paesaggio della nostra quotidianità, cioè rischia in questo modo con ok, è diciamo, un impianto impattante dal punto di vista visivo e non viene coinvolta la popolazione. Questo è una azione di colonialismo culturale, è inutile, cioè diciamoci le cose per come sono, diciamo, rientra all'interno del colonialismo culturale. Io faccio parte di filosofia del logo, è stato detto, quindi diciamo mi paleso anche in questo modo. Allora, però cos'è il punto? Il punto è questo. Prima ho fatto riferimento al modo in cui il termine paesaggio è stato utilizzato dall'agenda pubblica e dalla politica, diciamo ai vertici della politica dello Stato italiano, perché a un certo punto della storia, cioè della Repubblica, soprattutto nel periodo del boom economico, che cosa è successo? Che il termine paesaggio viene sostituito volutamente con il termine più generico di ambiente, ma ambiente è un concetto fisico-biologico. Il paesaggio sopravviene all'ambiente proprio per i dati culturali che abbiamo detto prima, ok? Quindi vi leggo un passo di uno studioso di paesaggio, insomma, che si è occupato anche di analizzare questi aspetti, e parla di una data interessante, il 1979. Dice: la data è significativa perché la sostanziale riduzione del paesaggio all'ambiente ha avuto corso soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 90 del Novecento. Per qualche decennio il termine ambiente è stato sul punto di cancellare quello di paesaggio, ritenuto invecchiato ed equivoco. La voga del pensiero ecologico, le fondate preoccupazioni per l'equilibrio ambientale, per l'inquinamento e per la sopravvivenza stessa del pianeta hanno fatto sì che il discorso sul paesaggio passasse in secondo piano. All'estetica si chiedeva al massimo qualche argomento di rincalzo per la difesa dell'ambiente e di suggerire qualche strada psicologicamente attraente per diffondere la sensibilità ambientale. Ma sta parlando di oggi o sta parlando del 1979? Cioè, chiariamoci. Il discorso è questo: il paesaggio subisce un processo di ostracismo, cioè il termine. Quindi nasce nel 1975 il Ministero per i beni architettonici e ambientali. Oggi si dice paesaggistici, nascono la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. E il mondo della cultura si allinea a questo. Pensate che un libro come un libro scritto da una delle fondatrici di Italia Nostra, quindi di un'organizzazione che si occupa di paesaggio, di difendere il paesaggio, si chiama La lunga guerra per l'ambiente. Ma in realtà è un libro sul paesaggio. Capite cosa sto dicendo? Il discorso è complesso perché poi nel 2022 cosa succede? Succede che l'articolo 9 della Costituzione, che è l'articolo che doveva tutelare i beni storico-artistici, diciamo, e il paesaggio, è che nel momento in cui la Costituzione entra in vigore, è un articolo molto moderno, pur non avendo avuto applicazione, no? Perché lo vediamo anche noi con i nostri piani di rinascita. Cosa è successo al nostro paesaggio? Cosa succede? Nel 2022 si arriva ad ampliare questo articolo, lo si modifica e si aggiunge la tutela dell'ambiente. Quando è successo questo, a me sono tremati i polsi, perché ho detto: beh, cosa sta succedendo? Cioè, perché si introduce nuovamente l'ambiente nel discorso come dire, il termine ambiente è stato funzionale a nascondere il paesaggio come paesaggio culturale fino a un certo punto. Adesso lo si mette a fianco al paesaggio. La Repubblica Italiana tutela i beni architettonici, culturali della nazione, quelli paesaggistici tutela l'ambiente per le future generazioni.
vi faccio notare una cosa. Andiamo all'8 aprile del 2024. La notizia rimbalza su tutti i giornali. È la notizia relativa al respingimento del ricorso presentato dalla RAS in merito al progetto del parco eolico Nulvi-Ploaghe. Quali sono le motivazioni del Consiglio di Stato? Cioè, perché il Consiglio di Stato respinge quel ricorso? Il testo è questo: rispetto alla tutela di beni archeologici e paesaggistici, prevale l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabile. Cioè, i due termini sono diventati paesaggio versus ambiente. Quindi dobbiamo stare molto attenti anche noi a non cadere in questa trappola. Un'ultima precisazione è questa. Anche l'articolo 41 viene cambiato, l'articolo 41 della Costituzione, sempre nel 2022, e dice questo: l'ambiente va tutelato da parte dell'economia. È ambiguo, oppure lo dobbiamo leggere in relazione a tutto quello che ci siamo detti. Quindi occhio anche all'utilizzo della parola ambiente, cioè che cosa si intende? Cosa si intende con paesaggio? Cosa si intende con ambiente? Dobbiamo per forza sminuire questo paesaggio? No, è il paesaggio culturale, è il paesaggio della Marmilla, che per me è un paesaggio di straordinaria bellezza, e per gli abitanti della Marmilla è sfondo. Però loro si identificano con quel paesaggio dice molto della loro cultura materiale, quel paesaggio parla molto di loro e della loro storia e delle loro abitudini, eccetera, eccetera, eccetera. Ho finito. Sì, Dani. Grazie mille, gli interventi sono tutti di altissimo livello, non avevo dubbi. Adesso ho una domanda per Cristiano. Allora, è una domanda che a me sta molto a cuore, quindi questa fase politica ha fatto emergere da un lato il conflitto tra la Sardegna e l'Italia, dall'altra l'inefficacia o comunque la debolezza dello statuto sardo speciale, dato che diverse volte è stato bypassato. Per esempio, le batterie di Selargius, 150 megawatt, sono state imposte dal Ministero, nonostante non fosse arrivata l'intesa della Regione. E quindi la mia domanda è questa, quindi la mia faula. Prima dobbiamo imparare a usare l'autonomia. È vera questa cosa, oppure dobbiamo pensare che questo statuto non è più sufficiente? Allora, grazie Ivan, perché questa domanda mi permette di tornare su un cortocircuito totale del dibattito politico attuale e contemporaneamente di tentare, insomma, di alzare il livello culturale di un dibattito che molto spesso si gioca sulla punta di dati o di commi giuridici, di tecnicismi legislativi, oppure sulla punta di dati tecnici, perdendo completamente il contesto da una parte storico e filosofico su cui sono intervenuti Omar, Sara e Federica, e dall'altra parte sul contesto per così dire biopolitico su cui vorrei intervenire io. Perché dico questo? Perché qualche giorno fa, sorprendentemente per chi segue queste dinamiche in maniera un po' disattenta, ma non per noi che ci lavoriamo, esce fuori una notizia che ovviamente ha guadagnato i paginoni dei giornali, soprattutto di un giornale, cioè della Nuova Sardegna, sul fatto che numerosi sindaci e diversi intellettuali hanno scritto un documento da sottoporre ai vertici del Consiglio regionale, in cui fondamentalmente chiedono una mobilitazione della società civile sarda per avviare una nuova fase costituente. Il linguaggio, i lemmi sono importanti perché si tratta di un linguaggio roboante, quello che Gramsci chiamava il verbalismo, cioè una sorta di tuono delle parole, di eruzione delle parole, dietro cui però bisogna vedere quali fatti, che cosa si nasconde. Ecco, addirittura un'assemblea costituente, e poi dopo è arrivato la proposta di Bandino per una costituente, però questa notizia precedente.
questa notizia precedente, e in questo documento questi sindaci, che sono sindaci delle maggiori città della Sardegna, stiamo parlando di Cagliari, di Sassari, molti ovviamente del Campo Largo, denunciano che la nostra autonomia speciale è sotto attacco, e tutto nasce, cioè questo attacco alla nostra autonomia speciale, a quella che si definisce in maniera giornalistica specialità, tutto nasce dopo l'impugnativa del governo nei confronti della legge regionale 5, la famosa moratoria. Addirittura Graziano Milia, che è uno dei sindaci, dei firmatari, insomma, del documento, propone una vecchia proposta di Renato Soru, cioè una consulta per la revisione dello statuto, e si dice in questo documento, c'è un passaggio veramente fondamentale, dove si chiede, dove si afferma che serve un patto tra eguali, senza vincoli gerarchici. Ora, basterebbe questa affermazione per smontare tutta l'impalcatura, perché un patto tra eguali a casa mia vuol dire che decidiamo anche se stare insieme, se siamo uguali, no? Basta pensare ai famosi ragionamenti di Lenin sul diritto di divorzio, che poneva la questione del diritto all'autodeterminazione. Lui diceva, Lenin, il diritto all'autodeterminazione è come il divorzio. Dobbiamo permettere il divorzio, dobbiamo permettere il diritto all'autodeterminazione, cioè due persone, due popoli, due persone come due popoli, quindi due popoli come due persone devono poter decidere se stare insieme. Quindi se non c'è la possibilità di decidere se stare insieme a quali condizioni, già non è un patto tra eguali. Però insomma già questa è la retorica, no? Però io non voglio intervenire su queste questioni, che sono già secondo me molto al di là della portata di chi poi le esprime, ma sul perché ogni tanto, periodicamente, e poi ce ne dimentichiamo, riemerge questa questione dello statuto e della riforma dello statuto. Si dirà, ma come, Sabino non vuole la riforma dello statuto? Ma certo che lo voglio la riforma dello statuto. Il problema non è, anche perché lo statuto che abbiamo fa ridere i polli, lo stesso Lussu, che non era certo un rivoluzionario, un indipendentista, lo definì come una sorta di montagna che aveva partorito il topolino, conosciamo la letteratura, ma il problema è come mai la questione della riforma dello statuto esce fuori ed emerge, viene a galla sempre quando la classe politica si trova alle strette, si trova col fiato sul collo delle mobilitazioni popolari. Bene, allora la questione della riforma dello statuto e della sovranità e dell'autodeterminazione, dell'autogoverno e perfino dell'indipendenza. Io mi ricordo anni fa ci fu un grande dibattito sulle colonne della Nuova Sardegna, dove tantissimi esponenti, anche che conosciamo noi, politologi, esponenti politici, eccetera, parlavano dell'indipendenza addirittura, no? Parlavano indipendenza sì, come se questo dibattito poi potesse sfociare in qualcosa di reale, prescindendo da quelle che sono le dinamiche reali, il movimento reale, come lo definiva Marx. Bene, la mia tesi è che ogni volta che paradossalmente si parla di autodeterminazione, di autogoverno a questi livelli, a livelli di intelligenza accademica e di elite politiche, lo si fa non per discutere della questione, ma esattamente per disinnescare quelli che sono processi reali, perché questo dibattito, non è un caso, avviene proprio nel momento in cui, paradossalmente, con la Pratobello 24, che non è perfetta, ma utilizza alcuni elementi, in particolare un articolo dello statuto, per aprire uno scontro istituzionale con lo Stato, e lo apre questo scontro istituzionale con lo Stato, di fatto, a prescindere da chi l'ha formulata, a prescindere dagli interessi che ci sono dietro, a prescindere da tutto, di fatto apre uno scontro istituzionale con lo Stato, a maggior ragione se si pensa appunto alla quantità di persone che ci sono dietro, cioè di firmatari che formano una volontà collettiva che insomma smontare con qualche luogo comune viene difficile. Ci hanno provato, Alessandra Todde ha detto chi ha firmato la Pratobello va rispettato, ma sicuramente non ha, se la si fa chiedere se ha letto la legge, non ha letto la legge. Qua siamo
l'altro giorno in piazza a Sassari, chiudendo la raccolta firme, ho detto che il Movimento 5 Stelle l'ha iniziata con le scatolette di tonno, i civi, i movimenti dei cittadini, le lotte contro la casta. Brevemente sono finiti a parlare come Maria Antonietta d'Austria che mangino brioche, perché la parabola è esattamente questa. Però al di là non ne faccio neanche una questione di partiti, perché poi è trasversale. Se noi andiamo a rivedere un pochino la storia, cioè l'altro giorno facendo una lezione di sardismo per Assemblea Nazionale Sarda mi sono divertito a vedere qualche esempio dei vari progetti di riforma dello statuto, cioè sia a livello regionale sia nei cassetti del Senato, del Parlamento italiano giacciono cartacce, cito soltanto le ultime, 2010 progetto proposto dalla Fondazione Sardegna, Sardegna Statuto e Sovranità, progetti di esperienza ed autodeterminazione, che è un ottimo progetto, però è fondamentalmente una carta che stanzia lì. Nello stesso anno, nello stesso Consiglio, il 21 gennaio 2009 è stata depositata la mozione addirittura per l'indipendenza della Sardegna del gruppo consigliare sardista. Poi i sardisti hanno dimenticato questa mozione e l'hanno finita a governare con la destra, con la Lega, e a diventare una succursale della Lega. Al Senato giace il disegno di legge costituzionale presentato da Massidda del PDL, la carta, addirittura sentite l'altisonanza di queste parole, di questi progetti, la carta dell'Ogu de Sardegna. Fra l'altro progetti che andiamo a leggerli non sono male, sono progetti importanti che sarebbero sicuramente molto meglio dell'attuale statuto. L'8 aprile 2010 il senatore sardo Antonello Cabras, questo del PD, vedete come è trasversale la questione, deposita in Senato una proposta di riforma costituzionale dello statuto, anche questa, che prevede la lingua sarda, poteri sovrani, eccetera, eccetera. Ecco, ma la questione è: quali sono i movimenti reali che ci sono dietro? Dal mio punto di vista, nessuno. E questo è il punto, è il punto di Gramsci. Io insisto sempre su Gramsci un po' noiosamente, ma il problema è il distacco tra dirigenti diretti. E paradossalmente questo linguaggio verbalistico viene utilizzato sempre per affossare ogni tipo di partecipazione di movimenti popolari e sociali. Cioè ogni volta che si affaccia sull'agone politico, che si affacciano i movimenti popolari e sociali che pongono problemi di potere, in maniera confusa, per carità, in maniera plurale, come diceva Omar, tutto da sottoscrivere quello che diceva, non esistono movimenti rivoluzionari omogenei o unitari. Bene, ogni volta che si pone questo problema, che però diciamo in maniera grezza il popolo sardo o settori importanti del popolo sardo pongono questioni di potere, allora si cerca di sterilizzare la questione tirando fuori questioni di ingegneria istituzionale. Quindi questa affermazione, ma i sardi non hanno usato pure lo statuto, bisognerebbe rivedere lo statuto. Io so che in Corsica, per esempio, molti risultati sono stati ottenuti senza avere uno statuto speciale. Perché? Perché i corsi vanno a porre la questione della sostanza. Quindi o si fa come in Catalogna, che un dibattito sulla riforma dello statuto ha dietro forze reali, e allora bisogna fare in modo che si crei una congiunzione, e vado a chiudere, tra alto e basso, cioè bisogna alzare il livello del movimento di protesta, che in questa fase non è neanche più di protesta, ma è di proposta, perché comunque, che piaccia o che non piaccia, qua c'è una proposta di legge che viene fuori da una volontà collettiva, allora si riparta da quello, e allora quella proposta di legge potrebbe essere l'inizio per scriverne altre di proposte di legge. Per esempio, e la butto lì, nei banchetti, per chi c'è stato, per chi non ha seguito la cosa da casa o dal divano, dalla tastiera del computer, si è accorto che moltissimi sardi ponevano la questione: ma perché mio cugino, mio fratello, mia zia, mia mamma, mio nonno, mio bisnonno no, ma mio figlio non può firmare però perché lavora a Firenze? Noi siamo un popolo che ha tanti emigrati. Ecco, allora, perché per esempio questi emigrati non hanno, e sarebbero stati tantissimi, perché da noi tantissimi emigrati anche in vacanza volevano firmare questa proposta di legge, perché non possono partecipare a dinamiche di questo tipo? Perché gli italiani all'estero possono votare e i sardi in Italia non possono votare? Ecco, questo è un altro cortocircuito, ma ce ne sarebbero tantissimi altri.
E se vogliamo ragionare in termini di uguaglianza con lo Stato, non possiamo non tenere conto del fatto che il nostro statuto, per esempio, non tutela in nessun modo la lingua sarda e che il nostro statuto non ci protegge in nessun modo da una vera e propria occupazione militare. Quindi, insomma, mettiamo le cose sul piatto, rimbocchiamoci le maniche, perché la questione che questa volta più di 100.000 sardi hanno posto è una questione di potere. Chiudo citando, come ha fatto Clara Farina nella piazza del 16 settembre a Sassari, in chiusura della raccolta firme, ha citato appunto dei passi di Ignazio Manno che sembrano scritti oggi. Ignazio Manno alla fine del Settecento scriveva che il popolo che era sepolto in un antico letargo, così parliamo di un altro luogo comune, no? I sardi sonnacchioni che non fanno niente, che non si ribellano, non siamo come i corsi, un'altra faula. Sì, non siamo come i corsi che magari, insomma, non facciamo le cose dei corsi, però insomma, io vorrei sottolineare una cosa, che ci piaccia o che non ci piaccia, più di 100.000 firme per un'iniziativa popolare non è un fatto storico. Qual è la legge di iniziativa popolare? Ripeto, che ci piaccia o che non ci piaccia, qual è la legge di iniziativa popolare in Italia che ha raccolto in proporzione milioni di firme? Allora, quindi questo popolo che era sepolto in antico letargo si è abizzado che è in cadena, si è accorto che è in catena e si è posto questa domanda. Lo leggo traducendolo direttamente dal sardo. Molto prima dei feudi esistevano le bidde, cioè le comunità, e loro erano proprietarie di salti e di biddazzone, quindi dei terreni. Come questi terreni sono, come queste proprietà sono venute a voi o baroni? Chi ve le ha date? Non ve le poteva dare. Ecco, la domanda che dobbiamo fare al signor Pichetto Fratin, al signor Draghi, alla signora Todd è: chi vuole usare la Sardegna per farne una servitù energetica non lo può fare, non lo può fare. Che chiudo, grazie. Grazie Cristiano, bellissimo intervento anche il tuo. Videolina tra l'altro oggi ha aggiornato il numero delle firme, sono 120.000. Allora, se c'è qualcuno che si vuole prenotare e vuole scrivere, darei la parola a Cassandra che aveva chiesto di intervenire. Ok, vai Cassandra. Sei muto? Perfetto. Brevissime considerazioni. Volevo fare una domanda a Omar, ma poi sono stata travolta da queste relazioni fantastiche, veramente. Poi sul paesaggio io non posso che condividere Sara e Federica, perché hanno detto queste sono verità, le faulas da una parte e queste sono le verità. Ma siccome io sono anziana e qui c'è qualche persona anziana come me più o meno, volevo riportare rispetto a quello che diceva Omar alla famosa iniziativa popolare riguardo alla lingua di metà degli anni 70. Io ero una ragazzina e lì ci fu lo stesso movimento e lì la politica bloccò tutto, la politica di sinistra. Io da nuorese conosco bene quella persona, segretaria del PC, che poi bla bla bla. Ecco, allora la mia considerazione era questa. Noi, e potrebbe sembrare un ossimoro, abbiamo la classe dominante più subalterna che esista. Ed è lì il cortocircuito, è lì, perché se Federica Pau fa quel ragionamento su paesaggio ambiente, io mi chiedo quante delle istituzioni sedute in consiglio regionale capiscano la questione. Io credo pochissime, perché poi ne conosco una vasta gamma di quei personaggi, no? Che sono di un'ignoranza crassa. Vi invito a leggere il post di Sebastian Cocco rispetto a Mereu di Orgosolo, che era alla vendemmia, che è obbrobrioso. Dove voglio arrivare? La lettura che consigliava Omar, noi dobbiamo leggere questo fatto storico, perché è un fatto storico quello che sta accadendo, ma la domanda che io rivolgo ad Omar è: abbiamo smarrito gli strumenti, Omar? Perché ho notato una cosa, che c'è difficoltà anche nel nostro campo a riconoscere
questa questione, perché noi non siamo più abituate e abituati al movimento. Uso una frase, la rubo a Michele Zuddas, che a Radar D ha detto: il popolo sardo ha subito un'aggressione e ha risposto democraticamente mettendosi in fila, ma anche noi non siamo più capaci di leggere questi strumenti. Però credo che ci sia speranza, visto i vostri interventi, e vi ringrazio. Vai Omar, ti chiedo un intervento breve perché abbiamo quasi sforato con il tempo e ci sono altre 2 domande. Certo, no, ma ha ragione Giovanna. Tra l'altro, quegli anni lì, gli anni 70, sono stati un momento di estrema mobilitazione su tantissimi fronti, un periodo male studiato e che invece vedeva tantissime persone, e in quel caso tantissimi giovani, e chi era giovane in quegli anni lo sa benissimo, mobilitarsi costantemente, quotidianamente, ma in vari modi, dalla scuola all'università, alle campagne. Son venute fuori anche episodi, eventi, è venuta fuori Barbagia Rossa, tutta una serie di cose. Di solito la risposta delle istituzioni è stata di criminalizzare, di eludere o di rimuovere. La questione della lingua è famosissima, in quanto la maggioranza sardista comunista, con Mario Melis presidente della regione, era arrivata a portare una proposta sulla legislativa sulla questione linguistica, e lì il PC mise il veto praticamente. Fu un grandissimo dibattito però in quegli anni lì, ma veramente di massa, veramente di massa. Un esempio del nostro passato recente. Secondo me è vero il problema che dice Giovanna. Purtroppo non abbiamo le formazioni intermedie che possono interpretare correttamente, che possono interpretare in modo emancipativo e democratico questa grande mobilitazione. I partiti italiani purtroppo sono sostanzialmente una controparte, diciamocela tutta. L'ambito indipendentista è debole, è quasi marginale, non ha voce, è un po' a traino, si è fatto sorprendere, e come dice Giovanna, molti sono anche critici, perché non c'è una purezza ideologica, non ci sono le parole d'ordine, gli slogan che ci piacciono, ma i movimenti di popolo sono così. E se tu sei un intellettuale organico al movimento popolare e non alle carriere, alle istituzioni, alle poltrone, devi essere in grado di partecipare, di fornire tu le parole, le cornici interpretative, non per guidarlo dove vuoi tu, ma per intervenire in questo ecosistema di per sé eterogeneo in modo produttivo, in modo positivo. Quindi chi snobba la mobilitazione popolare, secondo me sta facendo un torto a se stesso, alla storia e a questa grande mobilitazione di popolo. Concordo anche io non lo so se sono ottimista o pessimista, però dobbiamo essere coscienti del momento, questo sì. Grazie Omar. C'è una domanda di Maria Teresa Satta, non so chi di voi vuole rispondere. Io vorrei sapere quanto impatterebbero questi impianti su altre attività economiche. La Sardegna è già abbastanza desertificata dal punto di vista produttivo, senza che sia convertita definitivamente alla monocultura dell'eolico. Vuole prendere qualcuno o qualcuna? Dico una cosa io, ma brevissima perché sto parlando troppo. All'interno dei lavori di preparazione anche della legge, appunto, che è stata discussa in questi giorni sulle aree idonee, non idonee, eccetera, eccetera, e anche lì c'è stata una disinformazione di palazzo, perché, correggetemi se sbaglio, ma io ho letto che l'assessore Cani ha parlato del 99% del territorio sardo che non è idoneo agli impianti di produzione energetica, che è una sciocchezza gigantesca e tra l'altro ci preclude a noi stessi di poter sviluppare un nostro piano energetico. Quindi, non lo so, vabbè, chiusa parentesi. All'interno della preparazione degli studi c'è lo studio della destinazione ideale dei suoli e dei territori sardi. Sapete che c'è una classificazione, credo che siano 8 categorie, dall'1 alla 8. Dall'1 al 5 sono suoli a vocazione produttiva, agricola, che non dovrebbero mai essere interessati da nessun tipo di impianto industriale di nessun genere. Dalla 6 alla 8 parliamone. Vorrei capire
come si è incastrato questo studio, dove possiamo reperirlo, cosa ne hanno tratto gli estensori della legge. È una cosa importantissima questa qui. Perché non ne sappiamo niente? Io pongo questo quesito, una cosa molto importante. Grazie Omar. Leggiamo l'ultima di Piero Azzori. Quindi la situazione attuale è leggibile in termini di colonialismo, che ha già seminato da tanto tempo e che ora raccoglie i frutti. Ritenete che sia giunto il momento di preparare i nostri ragazzi a difendersi portandoli a conoscere la storia e la geografia della Sardegna? Non basta più la buona volontà di pochi insegnanti. Posso rispondere? Vai Federica. Allora, in realtà siamo dentro il problema, nel senso che i ragazzi sono dentro proprio il colonialismo da questo punto di vista. Guardate, quando con Giampaolo Cherchi abbiamo fatto la presentazione di filosofia dei Logu all'Istituto Tocca, facendo notare anche molti stereotipi che ci riguardano, abbiamo portato proprio questo esempio della storia sarda. E a un certo punto abbiamo detto, ma scusate, ma è normale che noi sappiamo tutte le tecniche di imbalsamazione degli egiziani, non me ne vogliano gli antichi egizi, e non sappiamo niente. Cioè, se io vi chiedo qualcosa su Gio Mariangioi, non sapete neanche chi è questo Gio Mariangioi. E poi ho detto loro, voi molto spesso dite che i sardi non sanno fare niente, ma se fossimo a Milano questa cosa l'avremmo fatta diversamente, perché è vero, noi abbiamo un patrimonio archeologico immenso, non riusciamo a capitalizzare, ma perché non riusciamo a capitalizzarlo? Perché non lo conosciamo. Comunque la morale della favola è questa, che il giorno dopo questi volevano imparare la storia sarda e parlavano solo in sardo in classe. Quindi sì, cioè, chiaramente Piero, hai ragione. Grazie Posso Federica. dire una cosa su questo? Vai Federica, vai Sara, scusa. Allora, io sono super contenta che è emersa la questione dell'insegnamento della storia sarda nelle scuole, perché è la grande questione, no? Cioè, le scuole sono lo strumento di diffusione della cultura egemonica per eccellenza, e sono state usate così storicamente, cioè così che è stata costruita l'identità italiana a scapito dell'identità sarda. Cioè, un progetto ragionato che sta effettivamente funzionando e a mio avviso poi non so, magari qualcuno potrà essere in disaccordo, però per me il nazionalismo italiano in Sardegna è riuscito ad avere più successo rispetto a altri nazionalismi in altri territori dove c'erano delle identità etniche minoritarie, come può essere il nazionalismo spagnolo in Catalogna, per fare un esempio che conosciamo abbastanza bene, è riuscito ad avere più successo perché è stato agito prevalentemente tramite la cultura, prevalentemente per mezzo dell'istruzione, dell'educazione dei giovani e poi indirettamente anche di quella degli adulti tramite i mezzi di comunicazione di massa. Quindi, secondo me, questa mobilitazione è importantissima proprio perché mostra queste contraddizioni ed è per me, nell'arco della mia vita, io ho 28 anni, è la prima volta che vedo termini come colonialismo entrare nel linguaggio pubblico in modo così massiccio, essere usati in modo così massiccio. E secondo me la questione del rapporto tra persone e territorio è centrale nel mostrare il colonialismo dello Stato italiano in Sardegna. Cioè, ritornando all'intervento di Federica di prima, io sono super d'accordo con Federica, penso che il problema è che il vivere nel territorio e percepirlo in modo visivo, in mille altri modi, con i cinque sensi, con l'emotività, la razionalità, la complessità dell'esperienza di vita umana, possa essere sminuito, cioè considerato di poco conto o al massimo come una questione di danno al settore turistico, no? Le palle al Porto Rotondo no, perché danno fastidio. Invece bisogna riconoscerne il ruolo fondamentale per il benessere di chi ci abita nel territorio. Cioè nasci, cresci, vivi in un luogo a cui leghi delle memorie che sono fondamentali per la persona che sei, per la tua identità di individuo, l'identità di gruppo, familiare, amicale, di paese e anche etnica sarda, no? E vedi quel luogo stravolto e sei impotente nell'impedirlo. E questo dolore viene sminuito anche da tanta parte della classe politica sarda, la sinistra sicuramente, viene sminuito a volte come una questione estetica, viene sminuito con il termine, in Inghilterra si dice NIMBY, no? Not in my backyard, cioè della serie
noi siamo degli egoisti perché non vogliamo che questi progetti vengano realizzati nel nostro giardino senza pensare al mondo nel suo complesso, quando in realtà si sta parlando di un'alterazione profonda del territorio, che non è neanche solo visiva. Quando ho fatto la mia ricerca sul campo a Villanova Forru, gli abitanti mi parlavano di meno dell'impatto visivo, mi parlavano di più dell'impatto uditivo, per esempio, no? Cioè il rumore delle pale che ti entra in casa, che senti quando vai in campagna, che altera il tuo modo di relazionarti con la campagna. E a questo proposito dice benissimo Federica, tutti i paesaggi sono culturali e sembrerebbe che questa cosa sia stata riconosciuta perché l'UNESCO qualche decennio fa ha introdotto il termine di paesaggio culturale, ma in realtà così non è, perché per l'UNESCO i paesaggi culturali riconosciuti sono quelli eccezionali, di eccezionale bellezza, di eccezionale emblematicità. E invece tutti i paesaggi sono culturali, innanzitutto perché nessun luogo del mondo è rimasto intoccato dall'essere umano attualmente. E poi perché tutti i luoghi sono umanamente percepiti. Quindi la questione è che rispettare un territorio, rispettare un luogo, che dovrebbe essere l'idea alla base della transizione energetica, vuol dire rispettare anche le istanze culturali di coloro che abitano i luoghi. Cioè che transizione rispettosa del territorio possiamo pensare se questa non parte dalle necessità delle popolazioni che abitano questi territori. Però questo, ritornando al discorso del colonialismo, non è niente di strano che questo succeda in Sardegna, perché noi dalle istituzioni dello Stato non siamo riconosciuti come un popolo che ha diritto all'autodeterminazione, diritto a decidere dei propri modi di vita nel proprio territorio. E poi il territorio sardo è gestito in quanto territorio nazionale e le risorse sarde sono gestite come risorse che appartengono prima di tutto alla nazione, non ai sardi. Quindi è sicuramente una questione di colonialismo e di nazionalismo italiano in Sardegna, c'è poco da fare. Grazie Sara. Federica. Volevo ringraziare per la risposta Federica e Sara, grazie. Posso aggiungere una cosa per rispondere a Piero? Non più tardi ieri ho avuto una discussione su Twitter proprio a questo proposito, perché mi si diceva che siccome il vento è in Sardegna, la Sardegna deve essere a disposizione dello Stato italiano per fornire la sua risorsa a tutta la comunità, dietro eque compensazioni. Questo era il ragionamento. Cioè, a patto che la cosa sia gestita dallo Stato, va bene. A parte che la cosa è gestita dallo Stato, perché tutto quello che sta succedendo discende da decisioni governative del governo centrale italiano, non è che siano stati marziani a organizzare questa cosa. Ma era proprio il principio di base. Io ho fatto osservare che questo qui è il tipico approccio colonialista, cioè c'è una risorsa che mi serve in un altro posto, siccome serve a me ma ce l'hanno loro, io vado a prendermela, poi gli lascio delle compensazioni, che non so, però intanto la risorsa serve a me, quindi io ho il diritto di usarla. Ma siamo tutti italiani. Il fattore geografico viene sempre eluso, cioè il fatto che la Sardegna sia una porzione di crosta terrestre che sta per i cavoli suoi al centro del Mediterraneo occidentale e che è separata dall'Italia dalle acque internazionali, viene sempre eluso, ma è un fattore concreto decisivo, o no? Cioè, mi si è fatto l'esempio dell'uso dell'idroelettrico nel nord Italia. Quegli impianti sono comunque impattanti, eppure li abbiamo fatti perché serviva a produrre energia. Va bene, ma chi la usa quell'energia? La usa il nord Italia. Cioè, in Sardegna di energia prodotta dall'idroelettrico piemontese o trentino non ne arriva a mezzo kilowatt. Quindi è un ragionamento, e vi dico che queste sono obiezioni di persone istruite, con un certo livello di competenza, anche di coscienza politica, eppure sono all'ordine del giorno. Io continuo a leggere, quando posso anche rispondere, a obiezioni di questo tipo. Quindi sì, è un approccio coloniale, parliamoci chiaro, è così. E non c'è categoria astratta, anche marxista, se volete, che possa negare questo fatto. Punto. Grazie Omar. Andiamo con l'ultima domanda di Marco, poi Ninni, poi andiamo a chiudere, ok? Sì. Così tanto chiudiamo noi. Allora, Marco scrive: io voglio domandare i due punti dattusu posso chi per tocca su guadagno chi ad ottenere in azienda ad esimpianto su capo me questa questione economica e saprus da importo. Canto è su dinai che andata fuori da Sardegna e chi gusto si dinai parla in Sardegna
usa pode de empreiar por infraestruturas de Isola Nostra, sanità, scuolas, mezzi di trasporto. Non so se c'è qualcuno che ha questo dato, ma in generale credo che ci sia, io non me lo ricordo qual che era uscito fuori questo dato, però credo che, allora, posso rispondere parzialmente io su questo e su una cosa, il fatto che ai comuni non può andare più del 3%, ma è una cosa che tra l'altro non è obbligatoria, ma che quindi non è certa il fatto che questi soldi vadano al comune, e dipende anche dal rapporto contrattuale che c'è con le aziende. Se qualcuno vuole rispondere sul resto, oppure se sapete il dato di quanto guadagna ogni pala, non so. Sì, il dato c'è, l'hanno studiato, adesso non me lo ricordo a memoria, però sono svariati milioni di euro all'anno. Si era fatto, cioè, questi calcoli ci sono, Mi fa specie che non siano pubblicati sui giornali in modo trasparente, però ci sono. No, il problema è che questi soldi, essendo tendenzialmente queste iniziative affidate ai privati, c'è un patto, diciamo, tra lo Stato e i privati per la produzione di questa energia. Quindi c'è un guadagno, un ricavo, un profitto da parte dei privati e lo Stato ci guadagna in produzione di energia. Alla Sardegna rimane poco o niente. Questo è il problema. Io, paradossalmente, sarei favorevole a far diventare la Sardegna uno hub di produzione energetica da fonti rinnovabili a livello internazionale. Ce la produciamo, la gestiamo, la riversiamo anche nella rete europea, dietro pagamento. Noi mettiamo il territorio, sacrifichiamo qualcosa, produciamo un bene comune di primaria rilevanza, ne traiamo dei ricavi che poi possono essere investiti e utilizzati per fare investimenti infrastrutturali, per metterci a posto le strade, per costruire scuole, per far funzionare la sanità pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è utopia al momento, cioè non si sta parlando di questa cosa qui. Questa cosa qui non esiste al momento. Siamo davanti a una mera speculazione che approfitta delle retoriche del Green Deal e tutte queste cose qui per dare profitti a realtà private e per garantire all'Italia di raggiungere gli obiettivi imposti dall'Unione Europea. Punto. La Sardegna è un oggetto storico, una pedina sacrificabile. Grazie, Omar. Vai, se posso dire una cosa, allora una pala eolica dovrebbe produrre come reddito circa 1 milione di euro l'anno. Se volete poi possiamo fare veramente un incontro di tipo tecnico, perché ci sono dei tecnici che sono molto competenti. Io ho lavorato con Mauro Gargiulo, ad esempio, che ha veramente un ingegnere, ha proprio competenze sì, ecco, sta scrivendo Cristiano, da 1 milione in su, mentre quello che vorrei dire è che quanto viene prodotto sia che sia messo in rete sia che non sia messo in rete viene retribuito dallo Stato, perché noi non abbiamo sistemi di accumulo, quindi viene retribuito dallo Stato e grava sulle nostre bollette, cioè questo deve essere molto chiaro. Non c'è, gli oneri di sistema famosi sono proprio questi, cioè non c'è nessun ritorno. Se il 3% viene dato come indennizzo ai comuni che sono interessati alla costruzione di impianti, è un costo bassissimo, ma la speculazione è data proprio dal fatto che questi impianti comunque hanno i rimborsi dallo Stato a prescindere dal fatto che producano nel territorio in cui si trovano ed elargiscano meno energia elettrica. Quindi adesso poi vedo che vuole intervenire Cristiano, sicuramente si ricorda più dati di me, però vorrei dire un'altra cosa a proposito della scuola, perché scusatemi, ma da insegnante in pensione mi sento molto toccata da questo. La mia generazione, quella anziana di cui parlava Giovanna prima, è stata profondamente colonizzata culturalmente, cioè io sono cresciuta, la mia generazione è cresciuta col mito del Risorgimento, senza nessuna conoscenza, però oggi non è molto diverso. A scuola le lotte per portare autori, testi, protagonisti, storia, cultura della Sardegna non è contro i dirigenti o contro il sistema, ma è contro gli insegnanti stessi che sono autocolonizzati, che si sono, come dire,
adagiati, rassegnati a questa forma di castrazione identitaria, scusate, ma è proprio una follia. Quindi c'è quando io lavorando con la Prato Bello, raccogliendo le firme, ho avuto questa grande opportunità di parlare con le persone, di parlare soprattutto e di lavorare a fianco a tanti ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, che hanno finalmente, e credo che sia la prima generazione forse, che ha interiorizzato il termine colonizzazione, che sa cosa vuol dire, che l'ha compreso e che sta facendo i primi passi verso quella che io ho definito una lotta di liberazione, perché questa è una lotta di liberazione. Queste 100.000 persone, se anche ne togliamo una percentuale alta di inconsapevoli, di non profondamente convinti o preparati sugli contenuti tecnici, ma sicuramente su una cosa erano tutti solidali, sul cacciamo sugli strangios, cioè la terra è la nostra, la vogliamo gestire noi, amministrare noi e vogliamo che ciò che rende una terra così disastrata sia a vantaggio dei sardi, del popolo sardo. Questa è una cosa che secondo me è fondamentale. Scusate l'intervento, ma ci tenevo, grazie. Grazie Nini. Vi chiedo interventi brevi perché siamo in chiusura. Cristiano e poi Sara. Sei muto, Cristiano? Sì, scusate, ho visto anche l'ultima domanda sul fatto che, anzi ce ne sono due in realtà, comunque la penultima, quella che ho letto io, è sul fatto, praticamente si chiede se le autorità regionali cosa possono fare per gestire o controllare le eventuali risorse energetiche. Il punto è che lo statuto, per esempio, prevede una competenza concorrente con lo Stato sulla questione energia, articolo 5 se non sbaglio. Ecco, c'è da dire che quando si fa un discorso, adesso la giunta Todde dice ma Solinas non ha fatto questo, sì, ma prima di Solinas c'era Pigliaru, cioè qua è un problema di blocco dirigente, perché nessuna classe politica dirigente ha posto la questione appunto della competenza concorrente, e la questione dell'energia non è che è nata col decreto Draghi, cioè la direttiva europea è del 2003, la direttiva europea, ed era chiaro a tutti, perché voglio dire, la giunta Pigliaru per esempio era una giunta di professori, di persone competenti, sostenuta dall'Accademia Sarda, che si riempiva la bocca di europeismo, di direttive europee, di bandi europei, eccetera, eccetera, e non ha mosso un dito per portare avanti quella che sarebbe dovuta essere una giusta avvertenza del tipo: ragazzi, c'è questa direttiva europea, cosa facciamo? Facciamo una conferenza Stato-Regione per decidere come avviare la transizione energetica. Cioè sembra che la questione sia nata con Solinas, no, in realtà è precedente. Poi per carità, Solinas, un opossum, di cosa vogliamo parlare? Ma la questione è trasversale. Chiudo veramente dicendo una cosa, che per esempio la posizione di alcuni movimenti che per altre cose hanno assunto posizioni progressive, come per esempio Friday for Future, sulla questione è regressiva, nella misura in cui si dice sì, noi vogliamo una Sardegna che produca energia rinnovabile, più pale ci sono meglio è, altro che 6 gigawatt, ce ne vogliono 12, chi dice 12, chi dice 20, chi dice 30, e si sparano numeri così. Però vorremmo gestirla noi, dovrebbe essere gestita dai sardi, l'agenzia sarda, eccetera. Sì, tutti discorsi bellissimi, anche a me piacerebbe che la Sardegna fosse un hub, che noi fossimo proprietari dell'energia, ma ancora una volta siamo al parolaismo rivoluzionario. Qua c'è un'aggressione, su questo ha ragione Michele, a Monitor a dire questo. La Pratobello è stato un freno a mano di un treno che stava andando a schiantarsi contro un muro, lo stiamo tirando, vediamo se riusciamo a scamparcela, è questo il discorso. Quindi nessun discorso sull'energia, sulla Sardegna Hub, diventiamo grossisti dell'energia, vendiamo energia. Prima di tutto noi dobbiamo fermare questa aggressione, poi a bocce ferme faremo tutte le discussioni che avremmo dovuto fare all'inizio degli anni 2000,
Questa è la linea che secondo me noi dobbiamo implementare con grande nettezza, e stoppare tutti quelli che fanno discorsi sull'energia pulita, eccetera, tutti bellissimi discorsi, ma che cozzano con la realtà, che è quella appunto che è in corso. Io l'ho chiamata la quarta colonizzazione, contando soltanto le colonizzazioni strutturali, senza andare a contare le colonizzazioni culturali, contando soltanto i processi, le penetrazioni coloniali appunto strutturali, cioè economiche strutturali. Ecco, questa è la quarta colonizzazione, noi dobbiamo fermarla. Grazie Cristiano, vai Sara. Secondo me, in chiusura di questo evento, sentendo tutti gli interventi, ora chiaramente questo non è un intervento di chiusura, dico un ragionamento che viene da fare a me, è che cioè, quello che la mobilitazione sarda contro la speculazione energetica sta mostrando è che si sta parlando proprio non di transizione energetica, ma di speculazione energetica, che la speculazione energetica non è un aspetto della transizione, cioè non è in corso una transizione energetica, il punto è proprio questo. Cioè la mobilitazione in Sardegna sta dicendo il re è nudo, era una cosa che iniziava già ad essere evidente, che adesso è assolutamente clamorosa in Sardegna, e si può vedere anche sulla base dell'aspetto economico, dell'aspetto del guadagno che stavamo dicendo adesso, perché il guadagno è l'assoluta priorità che sta muovendo gli interessi pubblici e privati su questa questione. Cioè, per esempio, la questione del guadagno delle multinazionali, anche se non andiamo a guardarci il numero esatto, cioè quello che è evidente e clamoroso è che c'è uno scarto gigantesco tra quanto guadagna la multinazionale e quanto guadagnano i territori, anche in territori in cui c'è un accordo tra i comuni e le multinazionali. Cioè io penso, senza andare molto lontano, a Ulassei, che è il paese di mia nonna e di parte della mia famiglia, a Ulassei tantissime famiglie lavorano nel parco eolico, il comune prende una percentuale sui guadagni, nonostante i guadagni del parco sono in proporzione molto superiori rispetto ai benefici che ne trae il comune. E il problema qui è che la priorità è il guadagno e non la transizione, cioè anche il fatto che non ci sia bisogno di produrre energia per guadagnare non è una cosa di secondo conto, questa è una cosa di cui ha parlato moltissimo Antonio Muscas all'interno dei comitati. Cioè lui spiegava, che è una cosa che pochi di noi sanno, e quando io l'ho scoperta sono rimasta sconvolta, che il sistema dell'energia funziona quasi come un mercato azionistico, con la compravendita di azioni. Nello specifico la compravendita di crediti verdi. Di nuovo, tornando al parco eolico di Ulassai, chi c'è dietro a quel parco eolico? C'è la Saras fondamentalmente, che la Saras per compensare le emissioni inquinanti per le quali era stata insomma sanzionata, si è costituita come Sardeolica e ha realizzato questo parco eolico, la cui funzione è proprio quella di produrre sul mercato azionistico dei crediti verdi che compensano i crediti neri, tra virgolette, delle emissioni inquinanti. E tra l'altro questa compravendita di crediti verdi si configura a tutti gli effetti come una forma di colonialismo. Cioè, ci sono paesi del mondo, in alcuni paesi del Corno d'Africa, dove gli impianti vengono costruiti solo perché multinazionali europee possano comprare i crediti verdi e dimostrare così che stanno compensando sulle emissioni inquinanti. Cioè, assurdo. E anche sul caso, se andassimo solo esclusivamente al caso sardo, cioè in termini di sostenibilità è assurdo pensare di avere delle mega strutture nel proprio territorio, non smaltibili, perché al momento non sono completamente smaltibili, e in larga parte la struttura della pala viene interrata e la base in cemento non è smantellabile alle conoscenze attuali. Cioè di avere queste mega strutture nel territorio che producono energia e quell'energia non rimane nel territorio. Cioè di che sostenibilità stiamo parlando? È evidente che non è transizione energetica, ma è un altro modo per guadagnare. In questo momento si sta cercando di guadagnare sulle politiche green. Boh, e la mobilitazione sarda sta mostrando questa roba qui. È semplicissimo, ci arriva anche un bambino. Grazie Sara, allora leggo alcuni commenti, allora poi c'è Angelo Maria, poi chiuderei con i commenti, quindi con le domande, se no abbiamo già sforato di mezz'ora. Quindi un sconosciuto, non so chi, scrive che l'approccio di Omar Onnis coloniale senza dubbio c'è, ma lo preoccupa di più l'approccio da schiavo. Poi Sara Frongia, quindi vogliono dare dei contributi, che tra l'altro lo scriveva per Indipendente 2 anni fa. Ciao Sara. Incentivi per i pannelli fotovoltaici e solari vengano installati dai cittadini, quindi per le famose comunità energetiche. Ha stanziato nella nuova legge, ci sono circa 700 milioni se non sbaglio per le comunità energetiche. Bisogna capire se, ovviamente va studiata bene questa legge, è abbastanza complessa, ci sono un sacco di allegati e bisogna vedere esattamente cosa significa nel totale 700 milioni. Poi Cassandra bravissimo, ok, greenwashing. Angelo Maria, vai veloce, ultima domanda questo, ti chiedo un intervento breve.
Attiva il microfono. Attiva il microfono, Angelo. Il tasto in basso. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì, perfetto. Allora, purtroppo sono arrivato un pochino in ritardo alla riunione, però voglio rimarcare una cosa, anche perché di questo ho solo sentito parlare, cioè delle multinazionali. Anche in altre circostanze ho potuto sottolineare un fatto, ma proprio analizzando la nostra bolletta, la bolletta energetica di ciascuno di noi, voglio dire, che in realtà se la multinazionale che ha quei guadagni che più volte sono stati ripetuti anche in questa riunione, sono esagerati, proprio inimmaginabili, io credo che questi guadagni delle multinazionali non vadano oltre il 30% di quello che è esattamente il fabbisogno. Perché? Perché ciò che le multinazionali produrranno, e su queste multinazionali bisognerà farci anche un altro ragionamento un pochino più approfondito, il denaro che queste multinazionali rappresenteranno, avranno, voglio dire, in realtà si moltiplica almeno di 3 volte nel momento in cui le multinazionali venderebbero questa energia da loro prodotta a chi? Agli enti che lo Stato italiano ha immaginato, voglio dire, che sono quelli che la distribuiscono, eccetera, eccetera. Mi riferisco a Terna, mi riferisco a Enel, mi riferisco a Eni, mi riferisco a chi gestisce, voglio dire, tutte le produzioni energetiche presenti in questo momento in Sardegna. Allora, se la multinazionale ha questi guadagni straordinari, che sono in realtà tutti guadagni negati alle nostre comunità, ben più grave è quel che Terna, Enel, Eni, ma allora Enel distribuisce il 50% dell'energia, l'altro 50% è equamente suddiviso fra Eni, Edison, E.ON e quant'altri. Ok, ciò che tutte queste altre multinazionali incamerano dall'energia che verrà prodotta in Sardegna, voglio dire, è ben superiore a quello delle multinazionali, che noi stiamo condannando giustamente, ma quello che io voglio dire è che la peggiore speculazione che in questo momento sta avvenendo in Sardegna è sicuramente quella delle multinazionali, ma è altrettanto certo che sia da parte dello Stato italiano, perché se l'Enel, se Terna, l'Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti e quant'altro sono di proprietà dello Stato, almeno in larga misura proprietà dello Stato, la vera speculazione in Sardegna è dovuta a un governo centrale. Allora noi non possiamo nella nostra battaglia limitare, come dire, la nostra contrarietà alle multinazionali che, cavolo, dovremo ben essere anche più, come dire, passatemi il termine, cattivi, no? Più, eccetera, eccetera, ma non possiamo dimenticare chi in questo momento sta realmente facendo la speculazione, chi sta facendo la colonizzazione, questa neocolonizzazione della Sardegna, ahimè, ai noi, è lo Stato italiano. Allora, davanti a questa roba qua, noi dobbiamo prendere assolutamente una posizione. Assolutamente una posizione. Mi blocco qua, continuerei. Okay. Grazie mille Angelo, concordo in pieno con la tua posizione. Omar voleva rispondere. Sì, ma molto brevemente. No, è chiaro che la controparte è lo Stato assolutamente. Poi noi parliamo di multinazionali. Se andate a guardare le società che stanno presentando domanda per costruire impianti, che poi sono impianti industriali, li chiamano parchi eolici, parco solare, sono impianti industriali, anche di dimensioni notevoli. Spesso sono società che hanno 10.000 euro di capitale, non hanno mai presentato un bilancio, sono state fondate l'anno scorso, semplicemente proprio per sfruttare questo mercato dei certificati verdi, per rivendere l'energia appunto a Terna, eccetera, eccetera, eccetera. È così, quindi a volte non sono neanche queste grandi multinazionali. E questo ragionamento va fatto perché non dobbiamo fare l'errore di dimenticare
appunto, come diceva Angelo, che in realtà la vera controparte, che ci piaccia o non ci piaccia, cioè non è un discorso indipendentista o così, ma oggettivamente la controparte è lo Stato italiano. Dobbiamo tenerne conto, e deve tenerne conto anche la Regione Autonoma Sardegna ai suoi vertici. Grazie Omar, andiamo a chiudere, quindi torniamo alla faulas della domanda principale, cioè i sardi sono contro la speculazione energetica. A me viene in mente, chiudo con una cosa giusto mediatica, a me si è parlato di quindi rapporti tra il continente anche di distribuzione di energia, mi viene in mente il fatto che ci vedono, non hanno capito nulla di quello che sta succedendo in Sardegna. Alcuni nostri amici sono andati a Termini Imerese, dove c'è il Tirrenia, lo sbocco dell'altro sbocco del Tirrenian Link. Io faccio parte del comitato di Selargius, e hanno detto che lì c'è completamente non c'è nulla rispetto a quello che c'è qua. C'è un comitato, sì, che si muove, ma non c'è assolutamente la protesta che c'è da noi. E nel continente quindi è passato il messaggio che la TOD è contro le rinnovabili, perché ha fatto la moratoria, quindi, ma è una cosa che in Sardegna non direbbe nessuno, proprio nessuno, quindi c'è un'idea completamente distorta di quello che sta succedendo in Sardegna, e mi chiedo se questo è il livello di informazioni che passano in continente. Sì, manco Legambiente, se la Frangia scrive manco Legambiente, ha ragione. Se questo è il livello, come fanno a governare dall'alto, da fuori, se questo è il livello di comprensione dei fenomeni sardi? Cioè non hanno capito veramente nulla di quello che sta succedendo. Quindi questa è una cosa, quindi vado a chiudere, non so se Ninni vuoi chiudere. Sola parola, Ivan, poi ti lascio chiudere. Una sola parola, vorrei dire che non hanno capito nulla neanche i nostri rappresentanti in Parlamento, perché se no anche da parte loro ci sarebbe stata qualche piccola, anche banale, delicata presa di posizione, mentre invece c'è il silenzio totale. Vorrei semplicemente aggiungere in chiusura che la parola che è venuta forte e chiara in questo straordinario dibattito bellissimo è la parola colonia, quindi io penso che l'abbiamo ormai assimilata profondamente dentro di noi, e che un prossimo dibattito forse potrebbe essere centrato proprio su questa parola chiave, perché veramente siamo proprio stanchi, e credo che ci sia anche un passaggio di testimone a nuove forze che stanno emergendo, che ancora non sono politicamente ordinate, coordinate, organizzate, ma che evidentemente hanno dato una risposta appunto a questo sentire. Quindi ringrazio tutti gli intervenuti, grazie di avermi dato questa opportunità, e lascio la chiusura a Ivan. Ok, quindi grazie a tutti, grazie a te Ninni, grazie a Sara Corona che nel frattempo è andata via, doveva lavorare, Federica Pau, Cristiano Sabino e Omar Onnis, Paolo Dascanio che ha curato la regia, tutti voi spettatori. Quindi vi ricordo, allora, il 5 e il 6 ottobre a Oristano c'è Faulas, quindi il festival che smonta gli stereotipi sulla Sardegna. Quindi l'obiettivo principale è questo, quindi toglierci dei limiti mentali. Lo spettacolo è perché è fatto sotto forma di spettacolo, sotto forma dei TED Talk, quindi molto moderni, con grafiche molto moderne. Quindi vi aspettiamo lì a Oristano. Quindi Seguiteci Indipendente, seguiteci Indipendente. E seguiteci Indipendente, registratevi alla newsletter e seguiteci su Facebook. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.